è sardu, quando partisi ti vuoi impalla su un'isola in trea, in su coro, in so foeddoso, in ogni pensamento. So sardoso che anta la salsa del rissoro, poche recai fortuna in Italia e in su mondo, sunt medas, milli e milli. Ma sa Sardigna non dosa la sauso mai. In so circuloso, in so assozioso, in sa domoso, i può ancora si può in sardo, i può si cantanta sa scantata nostrasa, i può cocheuso con l'urzone, come te vachianta sa saiaiasa, si identità del so sardoso, sighi da biviti, mudata ma non moriti. Custu è su conto del sos ambasciatore de Sardigna, femminas e omines, chi mancai de attesu de sa terrissoro, sighint a ne costruiri s'anima, a imparare a fizos e nepotes so valores de una comunità in trea. Custas sun sa boga sissoro, sa storia sissoro, sa limba sissoro, ca esse sardos, non este pezzi una questione de geografia, est tu appartenenzia chi s'annoada d'ogni dia. Fondato per preservare tradizioni e cultura, il Circolo su Nuraghe di Alessandria è oggi un punto di riferimento per i sardi della città. Qui si celebra la lingua, la cucina, le feste tipiche e i riti antichi, ma soprattutto si raccontano le storie di chi ha scelto di portare la Sardegna con sé, senza mai perderne l'anima. Tra canti e balli tradizionali, profumi di piatti preparati come a casa e incontri che intrecciano passato e presente, il Circolo diventa un luogo dove radici e ricordi prendono vita. Ogni sorriso, ogni gesto, ogni racconto svela l'impegno di mantenere viva una cultura lontana dalla sua isola, ma mai dimenticata. Il nostro circolo è nato nella zona del Ponte Tanaro, dove c'era un baretto piccolino, dove si incontravano sempre questo tre immigrati, che uno va da ferrovieri e altri due fino operaios. Fin nascido per avere le amicizie, no? A si frequentare, la base sociale proprio del suo circolo. E allora abbiamo interessato l'amministrazione comunale, con la quale concesse quest'area qui, che era una discarica a cielo aperto. Noi ci siamo impegnati per poterla bonificare e creare questo sodalizio. Questo qui ha avuto vita nel 1979, abbiamo avuto inizio ai lavori, poi nel 92 ci fu l'inaugurazione ufficiale dalla sindaco Calvo. E fu un evento veramente storico, ricordato proprio con amorevolezza. Hanno partecipato tutti, pure i bambini dei figli dei nostri soci, le famiglie intere. È un ricordo bellissimo, a cui ci tengo tantissimo anch'io, questa cosa qui. Il circolo ha sempre avuto ottime relazioni. Prima che io fossi nelle istituzioni, sono sicuro che continuerà ad averne a prescindere, proprio perché è una realtà importante, grande all'interno della città, e ha saputo partecipare anche in momenti particolari, quando magari era necessario uno sforzo nel senso della solidarietà. Penso quando Alessandria è stata colpita dall'alluvione, ma penso anche a raccolte che avvengono quando sono altri territori a essere colpiti. Anche quando è stata colpita la Sardegna, invece è stata la città a contribuire attraverso il circolo, a dare un sostegno ai territori sardi che erano stati colpiti, insomma, da una catastrofe ambientale. Un giorno io mi stavo allenando, girando in bicicletta nelle colline tortonesi, e mi arriva una telefonata dell'allora presidente Ghiani. Mi dice: perché non viene a trovarci al circolo? Perché io sapevo che esisteva, però non sapevo dove era neanche piazzato il circolo, onestamente. Vieni a trovarci, magari ci dai una mano. E non è passato molto tempo che mi hanno subito proposto di assumere un ruolo anche all'interno dell'amministrazione. E da allora io è 20 anni che sono revisore dei conti del circolo. Si è stretta un'amicizia forte, fortissima, con Sebastiano Tetei, il nostro presidente attuale, col quale abbiamo condiviso idee, ma soprattutto modo di essere, modo di gestire. Grazie anche agli amministratori che fin qui l'hanno portato, insomma, hanno sempre proposto dei miglioramenti per far sì che il circolo crescesse e diventasse un luogo di aggregazione, ma non solo
da un punto di vista, e questa è la cosa che caratterizza secondo me il nostro circolo, non solo per venire a prendere il caffè o bere un bicchiere di vino, ma piuttosto proprio come un centro di aggregazione anche culturale, ricreativo. Troppo importante. Senza il suo circolo penso io ho sofferto questa mancanza proprio della cosa nostra, della gente nostra, finché della famiglia. Il circolo è troppo importante, a parte l'identità, come ormai narrò tutti, ma sul fatto di dare, sul fatto di cucinare le cose nostre, di sapere proprio bene in noi sappiamo, questo è domo nostra, ormai sono 20 anni che entra in noi, domo nostra. E in suo circolo ho cominciato come curioso all'inizio, appena arrivato ti zirria sta cosa, no? Sardoso, io andavo. Sicuramente uno dei più belli d'Italia, permettetemi questa affermazione, ma lo vedete, è un bellissimo circolo, abbiamo tantissimi soci, quindi una bellissima comunità, quella dei sardi di Alessandria, che non conta solamente sardi di nascita, ma anche sardi di seconda generazione, come appunto sono io. Eravamo molto numerosi perché c'era stato il boom degli anni 60-70 dell'immigrazione e noi siamo arrivati a toccare anche 800 soci. Attualmente però siamo solamente 300, perché voi tanti sono rientrati in Sardegna, alcuni sono mancati e quindi c'è stata, diciamo, un'inversione di tendenza sotto questo profilo qua. Allora, la provenienza dei soci sardi è variegata, diciamo. Abbiamo della provincia di Sassari, abbiamo di Cheremure, proprio anche di Sassari città, di Lipunti, San Giovanni. Poi abbiamo della provincia di Nuoro, abbiamo Desoli, Dorgali, Silanus, Macomere. E poi abbiamo della provincia di Oristano, dove abbiamo una comunità anche di Bonarcado, e proprio tanti di Oristano, di Terralba. Mia moglie, per dire, era originaria di Terralba, i genitori. Se sono arrivato noi con questa dia e sono morto, proprio una dia terribile, però no, ci sono stati bene che voi frate in me, con sua famiglia, quindi vi osai in serioso di famiglia, ecco. Nonostante sia abbastanza, quasi, cioè non contenta, però in questo momento devo partire, devo andare a Wittenbid, è impossibile, quindi io sono consapevole di questa cosa e non vi dico ora proprio di arrivare a Savine. È stato doloroso, quasi un lutto, vita slassau, comunque mamma, babbo, frate, amigos, domo, sono oggetti proprio, sono mirchinzo, come snau due. Però è stato bello tutto arrivare a noi a sapere questa realtà. Io sono partito procurando un dispiacere a mio padre. Premessa, io avevo perso la mamma che ero un poco più che bambino e mio padre poi si era risposato, ma io avevo pensato, ho fatto tutto per conto mio. Mi sono messo in contatto con un mio cugino che lavorava appunto già in Brianza, a Cesano Maderno per l'esattezza, ma così quasi per gioco gli ho detto se c'è la possibilità che io potessi seguirlo, insomma trovare una collocazione, che volevo vedere il mondo diverso, conoscere altre esperienze. Cioè mio cugino ha proseguito, io mi sono fermato a Novi Ligure perché avevo già un fratello a Novi Ligure, quindi mi sono fermato da lui, sono stato qui un giorno e poi il giorno dopo sono preso di nuovo il treno, sono arrivato a Milano Centrale. Mamma mia, che emozione vedere questa enormità della stazione centrale di Milano, treni che vanno, treni che e vengono, no? Una cosa micidiale, è proprio una cosa che mi ha emozionato, questa grandezza così.
inizialmente venivano a fare gli operai, perché era praticamente chi comandava era la Fiat. C'erano tutte queste fabbriche satellitari, diciamo, che ruotavano intorno alla Fiat, e quindi erano impiegati in qualità di operai. Poi avevamo la Michelin. La Michelin c'era, tra l'altro, era un capo del personale, era un sardo, e quindi prediligeva proprio l'assunzione degli operai sardi, ecco, perché era gente seria, gente corretta, gente produttiva, gente che onorava il proprio lavoro e che amava il lavoro, ecco. Sì, i giovani figli degli immigrati sardi di seconda e terza generazione frequentano il nostro circolo e si trovano a loro agio, perché hanno anche uno spazio digitale dove loro possono anche comunicare con i social, con il computer, con tutte queste cose qua. E quindi frequentano molto volentieri, si trovano a loro agio, anche perché noi, questa è una sede bellissima che si trova recitata, e quindi vengono anche con le loro famiglie, con i bambini già piccolini. Noi abbiamo già i figli di seconda e terza generazione che sono cresciuti qui all'interno del nostro circolo, ecco. Al circolo su Nuraghe di Alessandria le amicizie non si fermano ai soci fondatori. Qui crescono anche i legami tra i figli dei soci e poi tra i figli dei figli, intrecciando storie che attraversano le generazioni. Ogni festa, ogni pranzo, ogni incontro diventa un momento in cui tradizioni, racconti e ricordi vengono condivisi e trasmessi. E ogni generazione trova il suo posto, unita dalle stesse radici e dallo stesso spirito di comunità. Ci sono diversi ragazzi, ovviamente, essenzialmente poi i figli di altri soci del circolo, in particolare magari i figli dei carabinieri, perché molti carabinieri sardi, tra cui anche il nostro presidente di circolo, mio papà, insomma, ex presidenti di circolo, abbiamo avuto tantissimi carabinieri sardi, quindi conosco i figli che spesso come me sono nati qua, e quindi abbiamo avuto modo di frequentarci magari quando eravamo più giovani, prima che lavoro, insomma varie cose poi ci allontanano, ma esistendo il circolo sardo rimane sempre un elemento di ritrovo, occasione di rincontrarsi magari anche a distanza di tempo, quando ci sono alcune feste o alcuni momenti particolarmente importanti al circolo. A volte diventa un modo per ritrovarsi, anche se non ci sono altre occasioni poi nella vita di vedersi. Quindi è importante anche il ruolo del circolo sardo per mantenere questo legame non solo tra chi è emigrato, ma anche tra i figli, in qualche caso anche i nipoti degli immigrati, insomma, che cominciano a essere i figli dei figli. Quelli che hanno la mia età spesso hanno già qualche figlio, e quindi ci sono le terze generazioni che crescono. È una cosa molto, molto bella che sentono loro proprio all'interno della loro pelle. La Sardegna la vedono non solo sotto il profilo turistico, ma anche sotto il profilo culturale. Nel corso dell'anno facciamo 5 manifestazioni grandi, come dire la sagra del maialetto, per far conoscere alla società alessandrina, diciamo, che cosa significa mangiare un maialetto, un piatto di maialetto sardo. Non solo, poi facciamo il sudusorzo, come avviene la tosatura e come avviene la trasformazione del latte in pecorino sardo. Abbiamo anche invitato le scuole, i bambini sono molto partecipi e felici di questa cosa qui, di questo evento qui. Loro non hanno mai visto queste cose qua, e quindi per loro è una cosa molto piacevole, è una festa di gioia per i bambini, e ricorderanno sempre queste cose qua. Poi facciamo la nostra festa del nostro patrono del circolo, che è Sant'Ignazio dall'Acquoni, la facciamo nel mese di giugno. Poi facciamo anche la festa della pecora, è un'altra cosa bellissima. Qui la società alessandrina corrisponde molto volentieri, e noi soprattutto siamo proiettati per poter far conoscere la nostra isola attraverso queste manifestazioni, non solamente sotto il profilo turistico, ma anche sotto il profilo enogastronomico, e soprattutto quelle manifestazioni che vengono curate, diciamo, trasmesse dalla Sardegna all'interno della nostra isola, non solamente mare, ma anche all'interno dove c'è la montagna, dove c'è uno spopolamento enorme nella nostra isola, per cercare di arginare anche questo fenomeno qui. Difficoltà nell'integrarmi in sé per sé subito non ne ho avuta, se non quel minimo che può capitare, che era
intrinseco, diciamo, nell'avventura, in questa avventura del trasferimento. C'era una comunità di, oltre a mio cugino, amici di mio cugino, una comunità di sardi, alcune persone stimabilissime che lavoravano anche loro, tutti nella SNIA. La SNIA era come dire, fra virgolette, nel senso buono, ricettacolo di moltissimi immigrati e di cui tanti sardi. Arrivando lì chiaramente bisognava cercare un posto dove dormire. Mi accontentai di andare a dormire in un garage che una signora, una proprietaria, aveva invece allestito a camerone, dove aveva messo delle brande più o meno, materassi più o meno, insomma comunque era quello che poteva darsi. L'aveva fatto diventare un dormitorio e questa è stata la prima cosa che mi ha toccato dentro. Dicevo, sono partito per vivere esperienze nuove, mi trovo a dormire in un pagliericcio, ecco, questo, quando invece lì sì che ho detto a casa mia stavo molto bene. Negli anni in cui molti meridionali cercavano lavoro al nord, trovare un alloggio era spesso un'impresa impossibile. Le città erano piene di cartelli con scritte crudeli: non si affitta ai meridionali. Per chi arrivava dalla Sardegna, dalla Calabria o dalla Sicilia, ogni porta chiusa raccontava il peso di un pregiudizio radicato e ogni tappa diventava una prova di pazienza e dignità. Ma tra le difficoltà e le discriminazioni nascevano legami, solidarietà e comunità. Uomini e donne che, lontani dalla loro terra, cercavano di costruire una vita dignitosa, portando con sé cultura, tradizioni e speranza. I circoli hanno contribuito notevolmente a questa apertura, diciamo, verso la società alessandrina, perché le difficoltà erano parecchie, notevoli e dure molto, perché a volte si passava sulle strade, si vedevano anche dei cartelli: non si affittano ai terroni, ecco. Specialmente trovare una casa era veramente difficile, però una volta che capivano che il sardo era un soggetto particolare a cui se veniva aperta la porta per il sardo quando entrava lì dentro era accolto bene, perché era una persona rispettosa, laboriosa e quindi proiettata proprio verso il futuro di queste cose qua. A noi non ci interessava delinquere, ma ci interessava di essere apprezzati per il loro essere, di essere laboriosi, in questo termine qua, ecco. Questo aspetto è stato molto più marcato a Torino, questo proprio che non si affitta a meridionali, eccetera, c'erano le case con i cartelli, no? Più tanto Torino, ma anche lì c'era una sorta di ritrosia ad affittare agli immigrati, diciamo. Le vivevi male, perché non era così, non accettavi questa realtà, perché non era vero quello che loro dicevano o pensavano di noi. Però poi una volta che capivano queste cose qui si aprivano il cuore, ecco, e venivamo accolti bene dopo. Perché una volta chi lasciava l'isola? La questione era solo per il lavoro, ecco. Altrimenti un sardo non si sarebbe mai mosso dalla propria terra. E questo mi permetteva, perché politicamente all'epoca si è sviluppata la Fiat. Negli anni 60 è partito tutto dalla Fiat. Torino è diventata una città enorme, una città con la quale ha accolto tutti i sardi, e non solo i sardi, ma anche, diciamo, i siciliani, i calabresi e i pugliesi, ecco. E quindi hanno aperto le porte per poter raccogliere questo mondo qui. Tant'è vero che tante città tipo Casale Monferrato, tipo Lastigiano, Savigliano, Fossano, erano tutte città limitrofi che lavoravano per la Fiat di Torino. I sardi in genere, non lo so perché o forse la ragione risiede in tante altre spiegazioni sociologiche o storiche, ok. Comunque noi sardi, bene o male, abbiamo goduto sempre di una accoglienza un pochino privilegiata rispetto agli altri immigrati, quindi non è stato difficile, dopo questa brevissima esperienza di aver dormito in questo garage, di aver trovato un appartamentino in una casa singola, che avevano questo alloggio separato, dove avevamo praticamente tutto. Integrazione mai dentro problema, mai. Deo se contento ad essere bene in Alessandria, mi sono zappata bene, ma zappo bene,
e ho stribagliau, salsa paus bene, denios qualsiasi spunto può fare qualsiasi cosa in noi. Poi che su circolo che è la cosa principale comunque con noi, a parte su tribaglio, è la cosa principale. Mi porto dietro soprattutto i sentimenti del folklore, delle cose vissute da bambino. Io se sento uno che suona la chitarra e canta in re mi emoziono. Quando organizziamo qualcosa, qualche festa dove si suonano i balli sardi, un po' mi ricordo ancora come si balla e vado e mi metto lì a ballare, per dire queste sono cose che mi emozionano. Io in radio ho delle chiavette USB piene di canti sardi e quando viaggio da solo me li ascolto e mi fanno compagnia, per dire, quindi questo vuol dire per me essere sardo. Non vi ho differenza a Mannasa, una differenza da potente all'inizio discale. Canarana, come arrivare in continente, in due sono tutto bruso aperto, non è vero un'udda, se io smeda bruso aperto noi sardos, ma non de vago, meda, giuro. A potente questa differenza devo da pintendia subito, noi se io bruso aperto, brusananti. Perché i sardi quando lasciano la loro isola sentono il bisogno di ritrovarsi, di creare circoli e associazioni, di parlare la propria lingua e celebrare le proprie tradizioni? Forse perché portano con sé un'identità forte e radicata, che supera il concetto di regione e attraversa il tempo e lo spazio. Ovunque vadano esiste una comunità che rimane unita, che custodisce la propria storia, le proprie usanze e il proprio spirito. Una comunità che continua a essere profondamente sarda ovunque si trovi. I sardi coalizzavano di più tra di loro, cosa che non avveniva nelle altre società, tipo quelle siciliane, tipo quelle calabresi, erano un po' più chiuse, diciamo, rispetto a quelle sarde. Noi siamo un esempio per tutta l'Italia, perché noi in Italia contiamo 70 circoli, la nostra federazione ha 70 circoli, costituita in 14 regioni e 46 province, e siamo circa 30.000 iscritti. Una base sociale del genere non c'è nessuna associazione che abbia una cosa così come la nostra. Noi siamo poi sparsi in tutto il mondo, io parlo della parte italiana, però abbiamo anche dei circoli a Tokyo, a Melbourne, a Sydney, insomma in tutto il mondo. Poi in Europa, lo stesso in Germania, Svizzera, Olanda, nei Paesi Bassi. Mancai de atteso dessa Sardigna di este chi esighi da essere prima di tutto sardo, che impara da sospezzino sul valore de sa rainhas, che esighi a fare vivi sa cultura, sa limba e sa tradizioni. Cas identitate non ten l'accanas, e sos ambasciatori dello popolo, sunti sos chi du portano in su coro in calesi sia luguandent.